Amici sportivi appassionati di calcio dilettantistico, buon pomeriggio dal Salvatore Favazza di Terrasini per la 19ª giornata del campionato regionale d'eccellenza. Torna a giocare in casa il Partinicodace, oggi affronterà l'Accademia Trapani, quindi ha dovuto stare circa un mese lontano dal rettangolo di gioco. Al limite il tiro di Ezzi, però viene cicca la palla, la zona Lavardere, pronto alla battuta, scodella la palla, attenzione, palla, cicca la palla, la difesa, attenzione, parte, poi lascia l'incarico, il tocco, Iezzi, attenzione, Iezzi, limite dell'area, ancora Iezzi, Mistretta, il diagonale di Mistretta, pericoloso, attenzione, il servizio per Cammareri, dall'altra parte ancora Cammareri, il cross, e poi, mamma mia, un tiro pericolosissimo, meno male che ha sbagliato Catalano, guadagna l'area di Mercurio, il tiro e il diagonale, lato corto dell'area, Iezzi entra in area, dribble il suo avversario, palla a centro, attenzione, Mendola, il tiro viene bloccato, batte lungo verso Ficarrotta, il pallone, attenzione a centro, e poi il colpo di testa si trovava tutto solo il numero 9 Buongiorno. Campanella allarga il gioco per Ficarrotta, buono il passaggio, attenzione, attenzione, e c'è il calcio di rigore, parte Campanella, tiro centrale, si porta in vantaggio per 1-0. Di Mercurio, il lancio lungo, attenzione, entra in area, ribato, Caronia, il pallone, attenzione, Alfano, Caronia, limite di Caronia, il diagonale, 3 buone opportunità sciupate dalla squadra di Giannusa, adesso ci prova Alfano sulla sinistra, Alfano entra in area, Alfano va giù, calcio di rigore, no, numero 4 di Giorgio, attenzione, palla in avanti, Duli, di Giorgio, ancora un traversone lunghissimo, attenzione, il cross in aria, di testa, attenzione, mamma mia, parte Caronia, tiro di Caronia, attenzione, rete, Raimondi, la pareggia lui, Iezzi, colpo di tacco per Martignetti, deve andare al cross, Martignetti, colpo di testa di Macaluso, di un soffio fuori di Caronia, il cross di Caronia, attenzione Mendes, tutti giù a tentare di ribaltare questa partita, Polizzi, il lancio lungo in avanti, Iezzi la mette giù molto bene, al limite dell'area, di fronte Puleo, cerca di scattarlo, pallone in aria, attenzione, la ribalta autogol